Ringrazio anch'io per l'invito e per questa opportunità di condivisione. Io sono appunto il sindaco di Castelmaggiore e in questo momento ricopro anche il ruolo di presidente dell'Unione Reno Galliera. La Reno Galliera è un'unione che nasce quasi 10 anni fa, festeggiamo i 10 anni il prossimo anno, nel 2018, e va da Castelmaggiore, che confina con Bologna, fino a Pieve di Cento, che confina invece con la provincia di Ferrara. E insieme siamo 8 comuni e abbiamo 73.000 abitanti circa, questa è la dimensione. Ed è una unione che ha invece una realtà di tradizione teatrale diversificata. Andiamo da Pieve di Cento, dove c'è un teatro del fine Settecento, bellissimo, un gioiello architettonico, quindi una lunga storia teatrale, a Castello d'Argile, dove il Teatro Casa del Popolo ha festeggiato quest'anno i 110 anni, e ad altri 2 comuni, che sono Castelmaggiore e Argelato, che hanno 2 sale teatro. Una ciascuno. La sala teatro di Castelmaggiore nasce nel 2002, quindi grazie a un accordo urbanistico, ed è appunto una sala teatro, ahimè, con 120-140 posti, per questo quando si parlava dei 200 ho provato una punta di invidia. E sono 120-140 a seconda di quante sedie riusciamo a infilarci dentro e a come di volta in volta riusciamo a interpretare la normativa antincendio. Per cui insomma realtà diversificate, storie diversificate, e negli altri comuni non c'è un teatro, non c'è una sala teatro, ci sono degli spazi che a volte riescono ad ospitare una rappresentazione teatrale. E quindi insomma storie diverse, ma comunque storie di comuni che o per tradizione o per volontà politica hanno voluto il teatro e hanno difeso le stagioni teatrali anche in tempi di crisi, magari riducendo l'importo destinato a bilancio, ma comunque salvaguardandole. E quindi siamo partiti, dicevo, nel 2008 con l'Unione, con i classici servizi conferiti, quindi la Polizia Municipale, il CED, l'Ufficio Personale, quindi fondamentalmente un'organizzazione, una unione organizzativa che aveva messo in rete diciamo, i servizi più tecnici e a scopo economico. Ma nel 2014 conferiamo invece in Unione i servizi alla persona, e quindi è un salto di qualità dello stare insieme, una scelta istituzionale e politica, non solo economica, particolarmente forte. Tra i servizi alla persona noi mettiamo la cultura e il teatro, servizio essenziale al pari dei servizi scolastici e dei servizi sociali. E ci troviamo in Unione con appunto 4 esperienze teatrali, alcune storiche, alcune meno, quindi da una stagione storica alla stagione di Castelmaggiore che aveva 12-13 anni, alla stagione di Argelato che nasceva con l'Unione per volontà del sindaco, che preso in mano l'amministrazione ha pensato che anche il suo comune avesse bisogno di una sua stagione teatrale. Quindi partiamo con 4 esperienze che iniziamo a mettere in rete, quindi fondamentalmente a pubblicizzarle insieme e a evitare sovrapposizioni di date, e quindi insomma iniziamo a uniformare la bigliettazione, il prezzo il costo appunto dei biglietti, e a dare una parvenza di unitarietà, anche se l'unitarietà in quella fase iniziale era dettata unicamente dalla brochure unica, che comunque è stato un passaggio importante. Ci siamo scontrati con che cosa? Intanto con le singole personalità che gli amministratori mettono nella loro stagione culturale, che va molto in simbiosi insomma con le inclinazioni personali degli amministratori, e con delle tradizioni insomma che nessuno di noi voleva abbandonare e che facevamo fatica anche per affetto a lasciare passare. E il conferimento dei servizi alla persona per gli amministratori in sala capirete che è un passaggio importante. Dicevo prima che l'Unione dal 2014 ha fatto un salto qualitativo, nel senso che non si è trattato più semplicemente di efficientare e fare economie, ma di creare una nuova identità che passasse dall'identità di paese all'identità dell'Unione. Quindi l'Unione Reno Galliera è il nuovo ambito territoriale
in cui svolgiamo le nostre politiche fondamentali e importanti, che sono quelle che riguardano la persona, e l'identità di cittadino dell'Unione Reno Galliera era il passaggio culturale istituzionale che volevamo far passare ai nostri cittadini. Questo perché ovviamente in un territorio omogeneo volevamo insomma che i nostri cittadini avessero le medesime opportunità, i medesimi servizi, ma si sentissero appartenenti a un territorio più vasto e più ampio, abbandonando la identità di paese. E lo abbiamo fatto con i vari servizi e abbiamo a un certo punto cercato di farlo anche attraverso il teatro, quindi fare rete, fare comunità attraverso la cultura. E quindi dalle nostre 4 stagioni teatrali abbiamo creato Agorà, con la nostra direttrice artistica che è Elena Di Gioia, quindi capirete anche il filo conduttore con le parole chiave che vediamo in questa giornata. E quindi dalle 4 stagioni siamo passati a un'unica stagione teatrale, quindi l'Unione Reno Galliera, composta da 8 comuni, di cui 4 con stagione teatrale, siamo passati a una stagione teatrale Agorà, che è la stagione teatrale dell'Unione Reno Galliera, che si svolge su tutti gli 8 comuni, a prescindere da chi interviene economicamente e da chi non ha la possibilità di farlo, a prescindere da chi ha un teatro e da chi invece ha degli altri spazi, perché Agorà, lo dice un po' la parola, no? Piazza, ha tutti questi obiettivi, quindi quello di creare comunità e fare rete, essere vettore di una identità dell'Unione Reno Galliera, di uscire dallo spazio teatrale per portare anche gente dentro agli spazi teatrali. Quindi Agorà si svolge ovviamente dentro i teatri, ma anche nelle nostre biblioteche, nei nostri musei, nei circoli di lettura, negli istituti scolastici. Porta gente poi, dicevo, dentro i teatri, coinvolge gli attori in primo luogo ovviamente, ma coinvolge anche i cittadini, coinvolge i nostri gruppi amatoriali, coinvolge i gruppi di lettura delle biblioteche, diciamo, coloro che fanno teatro amatoriale, che spesso poi non vanno a vedere gli spettacoli degli attori professionisti, ma che invece insomma sono i primi che vogliamo coinvolgere nei nostri spazi. E quindi insomma questo, un coinvolgimento pieno della città, un teatro che invade la città, che invade gli spazi non solitamente dediti al teatro, e l'obiettivo è questo, no? Riempire le sale, perché sentivo gli interventi degli altri amministratori, anche noi condividiamo le frustrazioni di investire passione, denaro e impegno in spettacoli e in rappresentazioni teatrali che lasciano i teatri vuoti, quando la medesima stagione teatrale, la medesima rappresentazione per quel che riguarda noi nel centro di Bologna fa il tutto esaurito. Quindi una tradizione di fruire della cultura e del teatro nelle grandi città e di snobbare i teatri della provincia, perché magari meno adeguati e meno visti come, diciamo, luoghi di cultura. Quindi vedere appunto non ripagato il nostro sforzo e probabilmente per un problema sia di spazio ma anche di pubblicità e di abitudine. Ecco, cosa abbiamo oggi? Abbiamo oggi invece teatri pieni nel giro di 2 anni, perché Agorà è all'inizio della seconda stagione. Abbiamo un numero di spettacoli che si è moltiplicato, abbiamo le sale piene, abbiamo un consenso di pubblico che è sia quello dei nostri cittadini meno abituati a venire a teatro e che si stanno abituando perché vedono uno spettacolo di qualità, ma che nel contempo è fruibile dal grande pubblico. C'è un circuito di cittadini, quindi questo obiettivo di creare l'identità dell'Unione attraverso la cultura funziona, perché i nostri cittadini stanno percependo che si possono muovere liberamente tra i comuni dell'Unione Reno Galliera e non solo andare in centro a Bologna,
perché sentono sempre più appartenere loro la dimensione dell'Unione e i teatri e gli spazi dell'Unione e non solo quelli del proprio paese, e girano anche gli amministratori, che per certi versi è l'elemento più complicato, perché anche noi siamo probabilmente molto presi dalle vicende che riguardano la nostra città, inevitabilmente e comprensibilmente, ma anche la parte politica sta facendo questo passaggio culturale, no? Di sentirsi amministratore cittadino dell'Unione, che è il veicolo importante per raggiungere quello che per noi appunto la necessità e l'obiettivo politico istituzionale principale è quello di fare dell'Unione non solo un luogo istituzionale, ma come dire, sentirci appartenenti a una dimensione territoriale più ampia e lì di spiegare le nostre politiche. Per cui diciamo che rispetto alle parole chiave, comunità, rete, teatro diffuso, teatro condiviso, con Agorà e con Elena insomma siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, con anche noi ovviamente il contributo fondamentale della Regione Emilia-Romagna, che ci ha creduto e ci sostiene, perché ovviamente le idee passano anche attraverso la realizzabilità, e la realizzabilità è anche insomma il sostegno economico. Però ci tenevo sempre a sottolineare che al di là dell'aspetto economico è anche importante per noi il risultato che ci dà, la soddisfazione che ci dà il successo di pubblico, e anche insomma il fatto che l'istituzione Regione abbia condiviso il nostro progetto, ci abbia creduto e ci rafforzi nella convinzione che il percorso che stiamo facendo è quello giusto, che ne dicano le opposizioni, che vedono insomma il teatro come uno spreco di risorse, perché anche questo accade anche nei nostri territori, ma come dire, il fare rete sta anche a significare che di fronte a questa barbarie in civiltà noi poi riusciamo a rispondere attraverso la cultura, attraverso il teatro, perché come l'istruzione e come il servizio sociale aiuta a far crescere le nostre città e la società intera. Grazie.